Un prestigioso premio vinto dal vostro istituto, abbiamo qui anche l'alunna che ha contribuito a questo premio. Il premio si chiama Quinto Trofeo Tino Venuti, che si è svolto a Catenanuova e riguarda proprio l'uovo di Pasqua, ma ci spiega meglio lo chef Jacopo Manno. Sì, buongiorno. La nostra scuola ha partecipato a questo concorso regionale che ha visto coinvolti tutti gli istituti alberghieri dalla regione Sicilia e che hanno rappresentato tutte le province. Consisteva nella decorazione con colori alimentari dell'uovo di cioccolato di Pasqua, e quindi è stata un'occasione favorevole per i nostri alunni per poter esternare il loro estro artistico nell'arte decorativa. La nostra alunna Piccone Chiodosara ha realizzato un soggetto che rappresenta in toto la nostra provincia, il Tempio di Oscore, quindi la Valle dei Templi e il mandorlo in fiore, proprio a tema del periodo in cui ci troviamo, che prossimamente si inizierà la sagra del mandorlo in fiore. Soddisfatta di questo premio? Ecco, parlaci un po' anche di questa esperienza, di questa idea avuta. È stata sicuramente un'esperienza indimenticabile, comunque è un premio molto prestigioso. Non mi aspettavo di arrivare al primo premio, però... Anche perché erano più di 100 uova di Pasqua, quindi è un bel risultato essere state selezionate. Ecco, ma l'idea di dipingere la valle, insomma, da cosa è scaturita? Da presentare la nostra provincia, comunque è sempre una cosa bella, insomma. Sì, certo. Esatto, è un nostro punto di riferimento, quindi non c'era niente di... Proprio il simbolo di Agrigento. Di Agrigento, ok. Esatto. Pensate di partecipare ad altre iniziative in questo senso, chef? Sì, senz'altro. A breve parteciperemo a un concorso che si terrà a Cammarata, dove si valorizzeranno i prodotti del territorio. A seguire nel mese di aprile parteciperemo al Desco Sicanio che si terrà a Sciacca e che verrà coinvolti tutti gli istituti alberghieri della regione Sicilia. Per noi questi sono momenti importantissimi perché sono quelle vetrine dove i ragazzi riescono a esternare la parte migliore di ognuno di loro e li fa crescere in breve tempo, perché devono dare sfogo alla loro inventiva e estro per poter realizzare un qualcosa di unico che possa colpire l'attenzione di tutti, ma nello stesso tempo che porta avanti le nostre tradizioni, perché la Sicilia, per quanto riguarda in particolar modo il mondo dolciario, penso che non ci siano uguali alla nostra terra e quindi ai professionisti che operano in questo settore.